Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali con ultimi aggiornamenti di cronaca e non solo. Allora la cronaca ci porta a Miane, dove c'è stato questa mattina un grave incidente stradale poco prima delle 10. Un ciclista di circa 50 anni che si è scontrato con un'auto mentre percorreva la strada a circa 200 metri dall'incrocio tra via Madeane e la strada del Bosco omonimo di Miane. Secondo una prima ricostruzione, la bici procedeva in discesa e l'auto in salita. Allarme scattato poco prima delle 10. Sul posto il suo M118 anche con l'eli soccorso per portare d'urgenza il cinquantenne in ospedale, cinquantenne che versa in gravi condizioni. Ovviamente la ricostruzione è affidata anche ai carabinieri sul posto. Questo per quanto riguarda un incidente avvenuto questa mattina a Miane, un'auto contro una bici. C'è un altro invece intervento, questa volta dei vigili del fuoco. Vi facciamo vedere anche le immagini perché sta avendo ovviamente anche ripercussioni sul traffico. Un furgone che si è incendiato, lo vedete, all'imbocco dell'autostrada Treviso Sud. Siamo nel comune di Silea. Dalla sede centrale del comando provinciale di Treviso sono giunti sul posto 7 operatori dei vigili del fuoco con 2 mezzi che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. Ovviamente per consentire l'intervento dei soccorsi, il traffico nella zona dello snodo autostradale è stato temporaneamente bloccato su entrambi i lati. Sul posto presenti anche la polizia stradale e la polizia locale per consentire le operazioni di spegnimento, e quindi c'è stato qualche problema evidentemente di traffico per il traffico bloccato all'ingresso del casello di Treviso Sud. E poi un aggiornamento sulla vicenda di Caldonazzo in Trentino. Rimangono gravissime le condizioni del 42enne di origini nepalesi che ha rischiato l'annegamento ieri nel lago di Caldonazzo insieme al figlioletto di 4 anni mentre facevano il bagno. La famiglia abita a Treviso, dove è nato anche il piccolo. Sono improvvisamente finiti sott'acqua, immediato l'allarme con i bagnanti che sono riusciti a riportarli a riva. Rianimati sul posto sono stati trasportati d'urgenza con l'eli soccorso in ospedale. Il piccolo a Verona e il padre al Santa Chiara di Trento, mentre la figlia maggiore che era con loro è uscita dall'acqua sana e salva. Sono entrambi, lo dicevamo, in condizioni serie, ma mentre il bambino sarebbe stato riportato a riva in pochi istanti, il papà, 42enne, sarebbe stato soccorso in fondo al lago, a una profondità di 5 metri. Per lui il quadro evidentemente risulta più complesso e dunque c'è attesa per capire quali sono le condizioni, quali saranno poi nel proseguo della giornata e nel proseguo delle prossime ore le condizioni del papà e del bimbo che, come dicevamo, abitano a Treviso. Il piccolo è nato proprio a Treviso. A Treviso siamo però per parlare di furti adesso, con la denuncia e il racconto di una residente di Viale 4 Novembre. Parliamo di un condominio che è stato bersagliato dai furti negli ultimi 2 mesi, ben 5 razzie. Edi Kaliman in diretta con Alberto Pivetta, buongiorno. Buongiorno Nicola, a te e ai telespettatori. Siamo esattamente in Viale 4 Novembre, alle porte di Treviso, con la signora Morena che presento e che ringrazio ovviamente per la testimonianza. 5 furti in appena 2 mesi con un metodo piuttosto particolare. Come sono entrati i ladri? Sembra che avessero una specie di passepartout, perché non c'è nessun segno di scasso, a parte sul portone qua di entrata che si vede che l'hanno forzato, ma alla porta entri, pensi di aver lasciato aperto, cioè che non hai chiuso a mandate, e invece poi entri e trovi la casa sottosopra e ti rendi conto che purtroppo sono entrati. Noi adesso ci spostiamo per far vedere insomma come sono entrati da dentro, senza scavalcare nessun tipo di terrazzo, ma proprio forzando. Hanno forzato la porta, sì, qua si vede chiaramente che hanno forzato, ci sono i segni, però a casa al portone 0 segni, cioè entri tranquillamente e non te ne accorgi neanche, perché e infatti quando siamo andati a fare la denuncia ai carabinieri ci hanno un po' preso in giro, hanno detto: avete lasciato la porta aperta? Sì, ho capito, ma non è che uno è autorizzato a entrare perché non c'è la porta chiusa a mandate, sono entrati i ladri, cioè anche se lasciavo la porta aperta e non chiusa non autorizza nessuno a entrare a casa mia. Ma lei e suo marito eravate in ferie? Noi eravamo in ferie e ci ha avvisato il nostro amico che andava a dar da mangiare ai gatti e
poverino, si è spaventato tantissimo e il giorno dopo sono entrati anche a casa sua con lo stesso modo. Si vede che sono stati spaventati perché da casa sua è andata bene, perché hanno guardato in un paio di posti, spostato quadri eccetera e poi sono andati via. Però è successo ancora altri 2 via e l'altra settimana un altro con lo stesso modo. I signori sono ancora in ferie, hanno tirato sopra tutta la casa, tirato fuori le cose dal frigo, infatti è un disastro. Con le cose che appunto ci raccontavano anche altri vicini di casa, con le cose che sono ovviamente andate a male perché giustamente le persone in vacanza non tornano perché sono entrati i ladri in casa. Che sensazione è, signora? È veramente brutta perché ti senti, noi siamo un centinaio di famiglie, io qua ho cambiato casa perché erano entrati i ladri dove ero prima e mi sentivo sicura, tranquilla, perché essendo in tanti, essendo in quarto piano, anche perché prima si erano arrampicati, essendo in primo, qua mi sentivo sicura, mi sentivo tranquilla e adesso non mi sento più tanto tranquilla, anche perché, ripeto, sono entrati con a porta chiusa e chi è venuto per vedere la sicurezza mi ha detto è anche una buona porta blindata, non è una che apri facilmente. E sembrerebbe che hanno delle chiavi apposite che aprono tutte le serrature, questo è il problema. Grazie mille signora Nicola, questo è il racconto che arriva qui da Treviso e anche con l'appello di alcuni residenti all'amministrazione stessa perché metta più pattuglie anche di polizia locale, non solo ovviamente polizia di Stato e carabinieri a sorvegliare la zona e le strade anche nelle ore serali. Sono tutti furti avvenuti nelle ore diurne, tra l'altro questi, e quello che ha stupito è la silenziosità appunto di questa banda che si aggira senza far rumore. Se non hai domande Nicola, intanto con Alberto Pivetta qui da Treviso ti restituisco la linea. E allora restiamo a Treviso perché a Treviso ieri raccontavamo di una spaccata, ad esempio in un pub a San Pelaio. Ha preso 2 birre e dopo ha preso le monete, che però dopo siccome l'hanno preso subito me le hanno anche portate indietro. E il danno è soprattutto il danno della porta rotta e poi ha fatto la notte in bianco. Comunque insomma niente di che insomma. La spaccata all'Enoteca in centro a San Pelaio è avvenuta nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio. L'autore, identificato in poche ore dalla polizia, è un 26enne del Burkina Faso, residente a Treviso, già con precedenti a proprio carico. È stata una residente del condominio di proprietà della diocesi a dare l'allarme. Una signora che vorrei anche ringraziare, non so, una delle signore che mi hanno detto, ma non ho capito bene, perché poi dopo io sono stato fagocitato da questo, poi ho guardato le immagini e poi hanno risalito, perché poi tra l'altro lui è tornato indietro e quindi l'hanno preso perché è ripassato in bicicletta e l'hanno beccato. Ah, quindi subito dopo? Ma allora sì, io quando sono arrivato lui era già in questura. Fondamentali per l'identificazione sono state le immagini delle telecamere interne che hanno documentato anche il metodo usato per sfondare una delle porte. Con il tombino che ha rimesso anche al suo posto, una persona educata, l'ha rimesso al suo posto. Cioè si chiama spaccata, mi hanno spiegato i poliziotti, perché i vetri sono antisfondamento, ma cede la parte del sostegno, i profili che sostengono il vetro si staccano, quindi il vetro è stato 1 minuto. L'Enoteca è aperta da quasi 25 anni e frequentata da tanti clienti abituali. Uno di questi aveva perso un gettone poi ritrovato nelle tasche del ladro. Un gettone l'avevo trovato per terra, l'avevo messo sopra la cassa, se qualcuno poi me lo reclamava, poi me l'ero anche dimenticato lì e mi hanno chiesto se era mia, sì, ho detto ce l'avevo in cassa, ma era una roba così che probabilmente un cliente l'aveva come si dice perso. Facendo le pulizie l'abbiamo recuperato, l'abbiamo tenuto lì e poi su quelle cose che ti restano lì se non te le ricordi neanche più, però comunque ce l'avevo io sì. E chiaramente quello, cioè, i soldi non riconducono al furto, a chi ha fatto il furto, quello lì lo riconduceva perché era una cosa particolare. Insomma. Il 26enne è stato arrestato per furto pluriaggravato. Nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di Treviso con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne. Obbligo di dimora per il ladro, invece caccia ai banditi che a 2 ville hanno assaltato una abitazione svuotando la cassaforte. Daniele Galbin sul posto con Simone Squarcina, buongiorno.
Buongiorno Nicola, siamo in via Vivaro di Due Ville, alle mie spalle è questa la villetta, la bifamiliare della famiglia Bassan, che è una famiglia benestante, normale come tante, si occupa di un'azienda agricola e di un'azienda ittica, che ha subito questa rapina il venerdì scorso, ma solo oggi si è saputo attraverso la stampa la notizia, la caccia all'uomo. È stato un blitz rapidissimo, in pieno giorno, dopo le 11:30, è durato poco più di 10 minuti, erano probabilmente in 5, una persona fuori su una BMW a fare da palo e 4 incappucciati si sono introdotti, hanno forzato quel cancello e poi si sono diretti alla porta blindata e sapevano esattamente dove mettere le mani, proprio in poco tempo hanno inserito del muro dove ci sono i chiavistelli e lì a quel punto è scattato l'allarme. In casa in quel momento c'era la signora che è stata che abitano proprio del sistema d'allarme, che ha notato qualcosa che non andava e la signora si è accorta in quel momento stava succedendo e proprio ha capito, quando c'era un'altra aperta sul retro, che c'erano i ladri in casa. A quel punto ha urlato e a quel punto sono proprio usciti. Uno di questi ladri con incappucciato le ha anche estratto, le ha fatto vedere una pistola e lì ha la situazione. Sono recati in camera da letto, c'era la cassaforte, sapevano esattamente dove andare, cosa fare per forzare. Diciamo subito che il bottino è magro, perché comunque resta una famiglia normale, benestante, ma non certo di lusso, aveva qualche centinaio di euro e ha fatto l'oro di famiglia. Ecco, questa è la parte che ci dicevano prima i signori Bassan, che la fa più rabbia, in modo con le pistole, con i nipoti anche che abitano minorenni piccoli, ma anche proprio il fatto che c'era l'oro di famiglia. Allora io parole della signora Francesca Ramon, questo dolore per questo oro rubato, e poi la linea può tornare allo studio. Non ci sono soldi che possono riappagare gli affetti che ti sono stati rubati, a parte il fatto di esserti stata usurpata la casa, che ritieni che sia il posto più sicuro al mondo dove tu ti trovi, non lo è più, né di giorno né di notte. E gli ori, gli affetti, quelli dei miei genitori, dei miei figli che mi avevano dato in consegna ancora del battesimo, che avevano detto tienili lì, che comunque sono ricordi che si sono stati regalati, e cioè non ci sono soldi che riappagano questo, basta, io non dico altro. Sentite sotto assedio in pieno giorno? Sempre, si dorme con un occhio aperto. Adesso sono andata al mercato, che a Due Ville c'è il mercato, sono stata fermata da tantissime persone, tutte quante che mi hanno confortato in qualche modo, e che tutti noi cittadini ci sentiamo in qualche modo cioè indifesi, siamo completamente indifesi, perché nonostante tu abbia l'impianto d'allarme, nonostante tu cerchi di mettere un po' in sicurezza questi beni personali che hai, che non sono neanche chissà quanti, non sei al sicuro da nessuna parte. E dopo l'entrare in casa e vederti la casa sotto sopra in questo modo. 8 lavatrici abbiamo fatto io e mia figlia solo nel suo appartamento, per poter riportare a casa i ragazzi dopo 5 ore, che i bambini non si accorgessero di nulla, perché non crescano con questa paura. Così a Due Ville, mentre diversi colpi, diverse razzie, non solo nel Padovano, hanno portato le tracce di questi colpi, di queste razzie, hanno portato nelle ultime ore tutte in via Longhin a Padova, dove c'è il noto campo nomadi, anche in un campo nomadi a Verona, e allora è scattato il blitz della polizia. Ci racconta tutto Chiara Gagliani in diretta, buongiorno. Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi tu, un blitz condotto dalla polizia in aree dove si era verificato, grazie a un monitoraggio attento e costante, un aumento e una recrudescenza dei reati di tipo predatorio, ovvero di furti ma anche di rapine. Sentirete tra poco. I poliziotti sono entrati in azione a Verona, in strada Larizza, dove sono state identificate 38 persone, e a Padova nel camponomadi chiamato
rinomato di via Longhini in lungargine San Lazzaro. Qui c'erano un centinaio di agenti con la sorveglianza dall'alto dell'elicottero del reparto volo di Firenze. Campo Nomadi che è stato proprio chiuso in tutto il suo perimetro, dove ci sono numerosi varchi di accesso. I poliziotti sono entrati, hanno addirittura setacciato il terreno con il metal detector alla ricerca di armi ma anche di refurtiva. Lo dicevi, numerosi colpi che sono stati ricondotti in qualche modo al Campo Nomadi di via Longhin, furti ma anche tentativi dei cosiddetti cavalli di ritorno, ovvero ti rubo una cosa poi ti chiedo dei soldi per restituirtela, con furti avvenuti sia nell'area del Campo Nomadi di via Longhin, per chi conosce Padova ad esempio via Vigonovese ma anche la vicina Noventa padovana, ma anche una rapina. Il 18 luglio è stato notificato un ordine di custodia cautelare ad un residente nel Campo Nomadi di via Longhin a Padova, accusato di una rapina commessa ad un rappresentante orafo ad Arezzo, e numerosi furti all'interno degli autogrill lungo tutta la A4 da Milano quindi fino a Trieste. E qui i poliziotti sono riusciti ad individuare una auto, un Opel peraltro senza assicurazione, che era sospettata di essere presente appunto durante questi furti. Il questore di Padova Marco Odorisio ci ha detto proprio queste parole: non ci sono zone franche nella nostra città, per questo siamo entrati in azione e abbiamo chiesto di poter fare questo intervento al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che lo ha autorizzato peraltro non solo a Padova Verona ma anche a Torino e a Milano. Allora io ti lascerei all'intervista che abbiamo raccolto col questore di Padova Marco Odorisio, ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto, poi la linea può tornare a te. I controlli che nascono appunto da un'analisi, perché abbiamo verificato già dall'inizio di questo anno ma anche nell'anno passato come numerose attività predatorie commesse in città, quindi parliamo di furti aggravati, furti in abitazioni, furti di autovetture, furti su autovetture, vedevano poi praticamente o quantomeno riconducevano tramite la refurtiva, iPhone con localizzazioni proprio qui al Campo Nomadi di via Longhin. Quindi siamo andati, abbiamo effettuato un controllo per l'appunto accurato e abbiamo anche trovato sequestrato un'autovettura senza assicurazione, la cui targa risultava essere segnalata a livello nazionale come autovettura utilizzata per commettere reati appunto predatori nelle aree di servizio lungo la tratta autostradale che attraversa praticamente da Trieste fino a Milano. Non a caso poi anche hanno partecipato all'attività gli stessi colleghi della Polizia Stradale per un ultimo episodio recentissimo appena il 21 luglio scorso, dove per l'appunto un'altra auto segnalata a livello nazionale come specializzata nel commettere furti negli autogrill e nelle aree di servizio a Meolo viene intercettata dai colleghi della Polizia Stradale. Anziché ottemperare all'ALT cominciano una rocambolesca fuga quasi fino alle porte qua di Padova, speronando anche l'autovettura di servizio dei colleghi, che poi è divenuta praticamente inservibile. Abbiamo sviluppato la targa ed è intestata ad una persona dimorante lì all'interno del Campo Nomadi. Un intervento volto un attimo a così monitorare, verificare e far comprendere che c'è lo Stato e che quindi bisogna rispettare le regole, che fanno di riferimento per tutti e appunto che cosa la legalità, ed evitare che questa zona potesse diventare un enclave, una sorta diciamo di extraterritorialità che non esiste a Padova, e quindi siamo andati in maniera così rinforzata alla luce. Il territorio parla di questi episodi dove poi delittuosi ci riconducevano sempre al Campo Nomadi di via Longhin. Da Padova a Venezia, dove due romeni erano riusciti a installare nelle biglietterie della stazione ferroviaria dei dispositivi in grado di rubare i dati delle carte di pagamento, sono stati rintracciati e bloccati. Due persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver installato degli skimmer in alcune biglietterie automatiche della stazione Santa Lucia di Venezia. Si tratta di dispositivi in grado di clonare i dati identificativi e di sicurezza delle carte di pagamento.
Le indagini erano scattate dopo la segnalazione di alcune anomalie nelle biglietterie automatiche di Trenitalia installate nell'atrio della stazione, 5 delle quali presentavano piccoli fori sul lettore contactless. Al loro interno, personale specializzato della Polizia Postale ha trovato dispositivi di clonazione dati delle carte di credito, immediatamente sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti tecnico-scientifici. L'analisi dei filmati, degli impianti di videosorveglianza e altri elementi tecnici, raccolti anche grazie a informazioni di natura info-investigativa provenienti dal Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, hanno infine portato alla denuncia di 2 rumeni rintracciati in una struttura ricettiva cittadina il giorno prima che lasciassero l'Italia. Nella loro stanza i poliziotti hanno trovato e sequestrato diverso materiale idoneo alla manomissione di sportelli di pagamento elettronico, oltre a cavi per collegamenti elettrici e traffico dati. Attenzione borseggiatori! Attenzione pickpocket! Finora l'area della stazione di Venezia era balzata agli onori della cronaca per il proliferare dei borseggiatori, la vendita di biglietti falsi del Vaporetto o al massimo la presenza di portabagagli abusivi. La clonazione delle carte di credito con macchinari inseriti nelle biglietterie automatiche rappresenta senz'altro un grosso passo avanti tecnologico nell'attività criminale dell'area. Se già la scoperta di una rete organizzata in ampie associazioni piramidali specializzate nel borseggio elevava il fenomeno pickpocket da microcriminalità a criminalità organizzata con bande strutturate e ramificazioni internazionali, colpire attraverso le biglietterie automatiche amplia potenzialmente e di parecchio il numero delle vittime. Secondo il gruppo Ferrovie dello Stato italiane, la stazione di Venezia è frequentata mediamente da 82.000 persone al giorno, per un totale di circa 30 milioni di presenze l'anno. È diventato prezioso il carburante di questi tempi con i rincari e c'è chi lo ruba, bersagliate soprattutto le aziende di trasporti, una di Giavara del Montello in particolare, che dopo il furto pesante di carburante con il suo titolare lancia l'idea di una raccolta firme. Una raccolta firme per intensificare i controlli, ma soprattutto per chiedere delle telecamere pubbliche in varie zone buie. La proposta arriva da Rino Solimando, che nei giorni scorsi ha subito un furto di alcuni ettolitri di gasolio dai camion della sua azienda di trasporto. Le forme e i modi sono ancora in fase di definizione, ma dal Comune arriva già una risposta positiva. Posso solo che supportare la raccolta firme, i cittadini sono liberi di manifestare le loro esigenze e la raccolta firme è un atto democratico. Se la raccolta firme porta un segnale vivo della comunità e democratico, non posso solo che accogliere in questo caso, assolutamente. Dal sindaco arriva anche un appello a non alimentare il mercato nero del gasolio. Il mio appello è di non andare a alimentare questi furbi, quindi evitare, anche se il gasolio è costoso e serve per lavorare, però di evitare di alimentare chi poi fa questa commercializzazione dopo aver rubato a chi lavora, a chi fa fatica, a chi è fonte anche di suo guadagno. Insomma, evitiamo di alimentare queste persone che stanno facendo danni, che sono dei delinquenti. Servono gli occhi di tutti, a cominciare dalla rete pubblica di telecamere che sarà implementata. Abbiamo l'anno scorso finito l'ultimo stralcio delle telecamere di controllo, ne abbiamo 54 più 6 varchi. Chiaro che sto lavorando con le forze dell'ordine, come l'ho anche scritto, per andare a coprire più punti, perché comunque per quanto possiamo anche lavorare sempre qualcosa manca e vorremmo intensificarla. La zona industriale di Cusignana è a ridosso del casello della Pedemontana, potenziale via di una rapida fuga, come già accaduto anche in territorio vicentino. Secondo il sindaco, i controlli devono sfruttare tutta la tecnologia esistente sul territorio. Non si risolve solo con le telecamere pubbliche, che sono fondamentali, ma se abbiamo anche l'aiuto delle telecamere private che vanno ad dare delle informazioni in più alle forze dell'ordine, magari riusciamo a essere più performanti. Quindi noi sicuramente faremo la nostra parte come amministrazione, però faccio l'appello che lavoriamo di comunità, che secondo me riusciamo a essere più diretti, più rapidi e a risolvere il più possibile queste brutte situazioni. Dal gasolio rubato alla benzina di contrabbando, un'operazione della Guardia di Finanza di Padova.
Era entrato in Italia dal valico di Tarvisio, ma stava seguendo un percorso considerato anomalo, il tir bloccato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova. Il mezzo, intercettato per un controllo di routine grazie alla collaborazione della Polizia Stradale di Padova e Venezia, era condotto da un camionista ungherese che alle domande dei finanzieri circa la tipologia di merce trasportata aveva spiegato di essere partito dalla Polonia, di avere caricato solvente prelevato da una raffineria del nord Europa e di avere come direzione finale la Grecia. Non convinti dalle spiegazioni dei documenti presentati, i militari hanno preferito procedere con ulteriori approfondimenti, sospetti che hanno trovato conferme nelle analisi condotte dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Venezia Marghera, che hanno certificato che il solvente era in realtà benzina. In totale sono 33.000 i litri di benzina di contrabbando sequestrati. Il conducente, denunciato per contrabbando di prodotti petroliferi, rischia una condanna da 1 a 5 anni di reclusione, oltre a una multa che potrà andare da 31.000 a 156.000 euro, mentre l'accisa evasa sul carico è stimata in oltre 15.000 euro. La Guardia di Finanza di Treviso invece ha denunciato un cinquantenne che, pensate, per oltre 10 anni ha riscosso la pensione della madre deceduta intascando più di 230.000 euro dall'INPS. L'uomo deteneva un conto corrente cointestato con la defunta e ha continuato a prelevare le somme senza denunciare il decesso. Le indagini hanno accertato che parte del denaro è stata usata per costituire una società attiva nel commercio al dettaglio di abbigliamento sportivo e pagare i fornitori, mettendo in campo una serie di comportamenti utili a ostacolare la individuazione della provenienza dei fondi stessi. Questa anche nell'ottica di evitare, per quanto possibile, di essere scoperto. Così non è stato, ma pensate, 230.000 euro con la pensione della madre morta da oltre 10 anni, con questi soldi ha aperto anche una società, una attività di commercio. Torniamo nel veneziano perché la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sull'incendio scoppiato venerdì a Porto Marghera, che ha ricoperto Marghera e Mestre con la nube di fumo nero che ha davvero impensierito tutti. Ieri mattina è arrivata la prima relazione effettuata dai Vigili del Fuoco sull'incendio. L'ipotesi di reato è incendio colposo contro ignoti, ma non si esclude che emergano profili di reato ambientale o violazioni delle norme sulla sicurezza al lavoro dopo che un operaio è rimasto intossicato. Al centro delle indagini il materiale ferroso scaricato dalla nave Dona Blé, arrivato dal porto israeliano di Haifa il 29 di luglio. Il primo incendio era scoppiato giovedì durante le operazioni di scarico, apparentemente domato dai Vigili del Fuoco, e poi il secondo, lo sappiamo, è divampato il giorno dopo, e quindi gli inquirenti dovranno stabilire se le procedure di sicurezza siano state rispettate e se nel carico fossero presenti materiali pericolosi oltre ai rottami ferrosi. Lo sapete, anche le polemiche che ci sono state e ci sono ancora in questi giorni sulla comunicazione, la comunicazione mancata, comunicazione anche dell'emergenza in quelle ore. Da Marghera a Mestre per parlare invece di degrado sempre più frequente, le immagini di una città con strade in ostaggio di bivacchi e quant'altro, e la rabbia che continua a montare. Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio, buongiorno. Sì, eccoci Nicola, siamo nel cuore di Mestre, sempre nell'ambito del quartiere Piave, in Corso del Popolo per l'esattezza, a 2 passi dalla stazione dei treni che si trova dal lato opposto a dove ci troviamo noi in questo momento. E come dicevi tu, è una Mestre sempre più cannibalizzata, è il caso di dire, dal degrado. Così molti cittadini, con l'indignazione che sale nel momento in cui vengono pubblicate sui social foto di uomini ma anche donne che oramai in evidente stato psicofisico, che dormono in pieno giorno. Proprio l'ultima pubblicata di un uomo poche ore fa sui social, su Facebook, di un uomo forse in evidente stato preda dell'alcol o di altre sostanze, che dormiva proprio dove ci troviamo noi qui ai nostri piedi, a 2 passi dalla gente che sostava in attesa del pullman per Venezia. E insomma è una Mestre dove non occorre attendere l'arrivo del buio, delle tenebre, ma dove la deriva
del degrado si consuma anche in pieno giorno. Giovanna Luzzi è così, lei in qualità di responsabile del coordinamento cittadini quartiere Piave ne sa certamente molte. Sì, effettivamente ormai siamo arrivati a 24 su 24 come orario. Probabilmente dormono di giorno perché comunque di notte lavorano, se danno da fare, quindi c'è un momento in cui devono fare un break. Li troviamo a tutte le ore, ma in tutte le strade, basta che sia strano qua sotto il sole in pieni porti, ci si vede che era stanco, ma non è strano trovarli per terra. Senta, lei più volte si è rivolta sia al prefetto che al questore, quali le sue richieste in qualità di cittadina, di residente, ma anche facente parte di questo coordinamento con la sua presenza attiva sul territorio, più volte denuncia che cosa non va in questa città? Allora noi da tanto che lo stiamo facendo abbiamo sempre mantenuto la parola di segnalare anche via UPOL le varie segnalazioni o di telefonare in polizia, cercare di essere il più veloci possibili, quindi di non tenerli tempo al telefono, però vediamo che anche quello ormai non serve più. Vorremmo un dialogo diretto perché anche noi avremo delle idee da proporre, perché ormai non sappiamo veramente più che cosa pensare per liberare la città. Non ci sono strade, non vediamo strade. È vero che la gente dorme per terra, ma sono tutti alterati e inoltre sono pericolosi, quindi chi si droga è pericoloso. Ormai sono in gruppi e sono in gruppi tutti preparati a rispondere, ad attaccare. E i pusher ovviamente non se ne parla, i pusher siamo in zona rossa, ma della zona rossa loro non si voltano neanche indietro. E dice che non ci sono i controlli? No, allora i controlli, si vedono le macchine, si vedono le auto, però io mi faccio una domanda. Se siamo in zona rossa, perché i segnalati, chi ha segnalazioni, chi è pregiudicato può permettersi di essere stanziale, fermo, seduto sui marciapiedi e non si muove da lì? Ecco, e con questo interrogativo aperto, prima di concludere, Nicola, ti anticipo che con Sandro Ponchio, in attesa del collegamento, abbiamo condotto un'inchiesta tra i residenti, chiedendo loro quanto si sentono sicuri in questa città e quali sono a loro avviso le zone più sicure della città. Bene, la cosa sorprendente è che la maggior parte ha risposto che questa è una città insicura, e la cosa ancora più sorprendente è che su una decina di intervistati ben oltre la metà ha subito più di un furto, uno scippo o un tentativo di furto, oltre che aggressioni a vario titolo. Quindi è successo anche a lei, Giovanna? Sì, beh, a me hanno minacciato di tagliarmi la gola tranquillamente 5 volte ormai, quindi non mi meraviglio degli scippi. Lo scippo con me è un po' più difficile, perché mi guardo a 360 gradi, sono abbastanza abituata a prevenire, però è vero, la città è pericolosa, non c'è un angolo che non lo sia e non c'è un'ora in cui non ci sia pericolo, da mattino a notte inoltrata al mattino seguente. Grazie a Giovanna Luzzi del coordinamento cittadini quartiere Piave, e da Mestre è tutto, ti restituisco la linea, Nicola. Grazie. Una notizia di cronaca prima di lasciarci con la pubblicità, ma continueremo a parlare di degrado. Restiamo a Mestre perché c'è una quarantenne che è finito in carcere dopo che ha minacciato di morte un parente, gli ha incendiato il garage, continui appostamenti, insulti e minacce anche attraverso i social. Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato hanno portato in carcere un quarantenne veneziano indagato per atti persecutori nei confronti di un lontano familiare. Da tempo il fermato aveva reso un inferno la vita della vittima, con continui appostamenti, insulti, minacce, mettendole in una condizione di profondo timore per sé o per i propri familiari. Il parente aveva dovuto anche modificare le proprie abitudini di vita, nascondendo l'auto e dormendo addirittura fuori casa per paura di incontrare l'uomo. Si è arrivati anche all'incendio del garage della vittima e poi l'arresto di questo quarantenne. Restiamo però in tema degrado. Abbiamo visto le immagini, abbiamo visto anche sentito le testimonianze di chi vive ogni giorno in quella zona di Mestre. Poi c'è un'altra situazione, quella di Treviso, quella ruotante attorno al Parc dal Negro, dove da ieri sono state installate le barriere antidegrado, e allora
Dopo la pubblicità ripartiremo proprio da qui, da questa novità delle barriere, e torneremo a parlare un po' di quanto accaduto in questi mesi al Parc dal Negro. Come annunciato anche dai cartelli affissi in questi giorni, al Parc dal Negro sono iniziati i lavori per l'installazione di cancelli e basculanti. Nei 2 ingressi alle auto saranno collocate le barriere, così come nell'unico accesso pedonale. In questo modo potrà entrare solo chi ha l'abbonamento o il biglietto per parcheggiare. Una misura decisa dalla proprietà della struttura insieme all'amministrazione comunale per risolvere il problema di degrado e bivacchi di alcuni cittadini stranieri, attualmente una quindicina. Non ci sono più alibi, la proprietà privata viene salvaguardata, noi chiediamo un presidio costante perché non ci sia poi un ritorno di coloro che hanno occupato abusivamente questi spazi. Oltre che per la sporcizia e i giacigli di fortuna, negli ultimi anni il parcheggio è stato scenario di liti, risse con conseguenti sgomberi e polemiche, creando tra gli utenti un senso di insicurezza. Io quando entro in garage ho talmente paura la sera che sto al telefono col mio moroso, e fino a quando non sono uscita passo per passo dico ho parcheggiato, adesso sto uscendo dalla sbarra. Ci vorranno alcune settimane per completare l'installazione delle barriere, nel frattempo il parcheggio sarà regolarmente aperto. Spero che la situazione cambi e migliori, perché ora è insostenibile. Sono incivili perché immondizia e bisogni. E poi c'è un giro di spaccio adesso. E proprio nel giorno dell'avvio del cantiere le novità giudiziarie della vicenda, con la Procura di Treviso che ha concluso le prime indagini sulle occupazioni abusive, notificando gli avvisi di garanzia a 4 cittadini stranieri, 2 ivoriani, un 29enne della Somalia e un 25enne brasiliano. Viene loro contestato il reato di invasione di terreni o edifici. Il tutto aveva preso il via esattamente 3 anni fa, nel luglio 2023, quando degli automobilisti avevano segnalato la presenza di alcune persone che dormivano negli stalli all'ultimo piano. Da qui il blitz della polizia locale e l'identificazione dei presenti. Ora l'epilogo della procura. Ben venga che sia soprattutto un deterrente, un motivo per far vedere che poi le regole ci sono, vanno rispettate e chi le trasgredisce viene comunque trovato e viene messo nelle condizioni di essere punito. Nonostante l'arrivo degli operai per l'installazione delle barriere, agli ultimi piani del Parc dal Negro ci sono ancora alcune persone che hanno ricavato qui il proprio giaciglio dove trascorrere la notte. La presenza dei bivacchi è evidente non solo dalle coperte, dagli effetti personali lasciati tra gli stalli, ma anche dai rifiuti abbandonati, dalla sporcizia, per non parlare delle deiezioni. Lo sa bene chi parcheggia o lavora qui. Prima erano 5-10 persone e adesso sono quelli che sono, e in più si trovano escrementi, pipì, cioè l'aria è irrespirabile e anch'io che faccio pulizie diciamo che è una bella impresa tutti i giorni anche per il mio stomaco e per quelli che ci arrivano. Hanno rimosso anche i cestini perché c'erano siringhe, a parte bottiglie e compagnia, però più che altro tante siringhe. Spesso gli idranti del sistema antincendio vengono utilizzati per pulire gli spazi dagli escrementi o per l'igiene personale e il bucato. Qui invece allineate una accanto all'altra delle bottigliette usate per raccogliere l'urina. Ma nel corso degli anni questi piani sono stati scenari anche di episodi di violenza, liti e risse, l'ultima in ordine di tempo domenica tra 2 uomini. Uno avrebbe morso al braccio l'altro staccandogli un pezzo di pelle. Il ferito sarebbe stato costretto a rivolgersi alle cure del pronto soccorso. L'allarme è arrivato anche ai carabinieri, ma quando i militari del radiomobile sono arrivati in via Venier, dei protagonisti nessuna traccia. E così al tema del decoro si aggiunge quello della sicurezza. Mi faccio accompagnare e ho le mie tra parentesi armi per difendermi, perché non si sa mai. E anni fa mi è successo con un italiano, addirittura in pieno giorno, insomma, che si è tirato fuori gli attributi pensando di farmi anche paura.
il che non è successo, però da quella volta là sto molto molto attenta, insomma. Un'escalation che ha portato a diversi blitz delle forze dell'ordine e sgomberi, con le conseguenti polemiche e tensioni come quelle di qualche settimana fa con la manifestazione di Django in risposta al sit-in di Prima i Trevigiani. Al momento sono una quindicina le persone che continuano a dormire tra il quinto e il sesto piano, per le quali il sindaco Conte ha intenzione di trovare una soluzione dignitosa, visto che molti di loro lavorano. La maggior parte di chi dormiva qui, sapendo dell'avvio del cantiere, ha lasciato la struttura di Via Venier. Qualcuno probabilmente ha trovato una sistemazione alternativa al parcheggio dell'Appiani, dove da qualche giorno sono state installate le sbarre all'ingresso. Tra una corsia e l'altra del parco infatti sono aumentati giacigli, coperte e cuscini, lasciati in attesa che le temperature scendano per potervi tornare. Quindi questa è la situazione che continua a persistere alla Parc dal Negro nonostante le barriere. C'è un aggiornamento, restiamo nella Marca, per quanto riguarda l'incidente con cui abbiamo aperto la nostra prima edizione, l'incidente di Miane, tra Miane e Valdobbiadene. Non si tratta, come dicevamo all'inizio, di un 50enne ma di un 41enne, il ciclista residente in provincia di Venezia, che si è scontrato in fase di discesa contro una Ford Fiesta condotta da un 26enne trevigiano che proveniva dal senso opposto di marcia. Il 41enne ciclista, come dicevamo, è in gravi condizioni, portato a Treviso con l'eli soccorso. Quindi è un 41enne ed è successo tra Valdobbiadene e Miane, località Madean, in zona montana. Ieri invece l'ennesima vittima lungo la strada, era successo nel Bellunese, alle porte di Belluno, e la vittima è il 46enne Tommaso Pison, avvocato di Sospirolo. Pochi istanti, un impatto frontale, poi solo il silenzio interrotto dalle sirene e dal rumore di Falco 2 atterrato in mezzo alla strada. Sono da poche passate le 8:30 quando al Boscon, lungo la statale 50 del Grappa e Passo Rolle, all'altezza dell'incrocio per San Fermo, una moto e una station wagon si scontrano frontalmente. Un urto devastante. In sella c'è Tommaso Pison, 46 anni, originario di Sospirolo. I soccorsi arrivano in pochi minuti. Dall'ospedale San Martino si alza in volo anche l'elicottero del SUEM 118, ma ogni tentativo è inutile. Per il motociclista non c'è nulla da fare. Sotto shock la conducente dell'auto, una donna bellunese di 73 anni trasferita al San Martino per accertamenti. Per oltre 3 ore la statale resta completamente chiusa, con pesanti ripercussioni sul traffico tra Belluno e Sedico. Le auto vengono deviate lungo la sinistra Piave, mentre sul posto arrivano e lavorano polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco e personale ANAS. Spetterà ora agli agenti della stradale ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e chiarire cosa abbia provocato il tragico frontale. La notizia della morte di Tommaso Pison si diffonde rapidamente a Sospirolo e a Belluno, dove era molto conosciuto. Avvocato, lavorava alla VHV Italia Associazioni, già Valpiave Assicurazioni, come liquidatore danni. Faceva parte anche del direttivo del Centro Studi per la Montagna Sospirolese. Aveva appena comprato la moto, racconta con commozione il presidente Michele Schiocchet. Tommaso Pison lascia i genitori e un fratello. In tribunale a Treviso invece ha patteggiato 1 anno per omicidio stradale. L'anziano coinvolto era l'aprile dell'anno scorso nello scontro a Pieve del Grappa che costò la vita a un giovane motociclista. Ha patteggiato 1 anno di reclusione per omicidio stradale, pena sospesa il 74enne di Crespano di Pieve del Grappa che il 24 aprile dello scorso anno, mentre era al volante del suo fuoristrada, si scontrò contro un giovane motociclista, Giacomo Bologna. Il ragazzo avrebbe compiuto 21 anni 1 mese dopo lo schianto, avvenuto subito dopo la curva in via San Pancrazio a Crespano, mentre il ragazzo stava rincasando. Un urto tremendo, era stato egli trasportato in condizioni disperate al Cafoncello di Treviso. 4 giorni dopo il suo cuore smise di battere, una morte che toccò sia la comunità di Possagno, dove viveva con i genitori, che quella di Pieve, dove era ben voluto da tutti. Studente al 3º anno di ingegneria, diplomato al liceo classico Brocchi, indirizzo quadriennale, era stato scelto per un progetto legato allo studio dell'intelligenza artificiale. Oggi, con il patteggiamento, si chiude la vicenda giudiziaria a carico dell'anziano conducente, ma Giacomo resta nei cuori di chi lo conosceva, attivo nel gruppo giovani della parrocchia di Fietta di Paderno del Grappa, sempre pronto ad aiutare il prossimo, un membro importante della comunità del piccolo paese trevigiano.
E poi c'è chi imbocca addirittura una strada contromano, accade a Bassano del Grappa e non è la prima volta, accade in via Parolini, cresce ovviamente la preoccupazione della gente. Non è la prima volta che vi mostriamo immagini del genere, nonostante tutte le segnalazioni presenti, c'è ancora chi imbocca contromano via Parolini, una delle arterie principali di Bassano, a oggi percorribile solo in direzione sud-nord, con doppia corsia, una che porta in Viale delle Fosse verso nord, la seconda in via Remondini verso ovest. L'ennesimo contromano è stato segnalato da un nostro telespettatore che si è trovato davanti l'auto attorno alle 9 del mattino e per fortuna non è successo nulla, si è riusciti a rimediare senza incidenti, ma puntualmente o in auto o in bicicletta c'è chi imbocca la strada nel senso di marcia contrario. Basti pensare alla ciclista uccisa qualche anno fa, travolta mentre percorreva la via appunto in direzione contraria. Residenti e cittadini hanno più volte segnalato la pericolosità del rettilineo che porta in centro città e intanto si resta in attesa della realizzazione del tanto discusso Piano Mar, progetto di riqualificazione urbana e viaria della zona est di Bassano, bloccato da decenni. Il piano prevede la sistemazione dell'area tra la stazione ferroviaria, via delle Fosse, via Parolini, con la prospettiva di far tornare quest'ultima a doppio senso di marcia, come era un tempo. Questo sarebbe possibile con la creazione di una strada parallela alla ferrovia per alleggerire appunto il traffico di via Parolini. Ma intanto la circolazione lungo questa arteria resta a unico senso, non c'è niente da fare. Continuiamo un attimo, poi vi do un aggiornamento di cronaca. Restiamo sul tema degli incidenti stradali perché, come sapete, la piaga degli incidenti stradali non conosce confini. Anche a Vicenza il bilancio dei primi 6 mesi parla di un aumento dei sinistri. Aumentano gli incidenti stradali in città. In base ai dati raccolti dalla polizia locale, da gennaio a giugno di quest'anno sono stati 376 contro i 341 del primo semestre del 2025 e 3 dei quali mortali. La maglia nera per numero di incidenti rilevati nel primo semestre 2026 spetta a Viale Rivera Berica con 15 sinistri, seguita da Corso Santi Felice Fortunato con 13, Viale San Lazzaro con 12 e Via Quadri con 11, mentre strada Marosticana, che nel 2025 era stata la via più interessata da sinistri anche mortali, scende ad 8 incidenti. Era la strada con il maggior numero di incidenti, oltre che il maggior numero di morti, ahimè, della città. Da oltre 30 incidenti nell'arco del 2025 siamo scesi a 8 nella prima metà del 2026. È chiaro che non basta, ma insomma, speriamo che il messaggio lanciato in questi mesi sia servito e che abbia portato tutti a rallentare e a capire che è una strada urbana dove non si può e non si deve correre. Sulla Marosticana, oltre all'attività di sensibilizzazione, ci sono in campo interventi per oltre 1 milione di euro per la sicurezza del tratto stradale di 4,5 km afferente al territorio comunale di Vicenza e da fine luglio sono partiti i controlli della polizia locale con il telelaser. La nostra presenza come polizia stradale ha il primo intento di essere prevenzione, perché questa è la cosa principale. Ci siamo posizionati con il telelaser che ora si può appunto utilizzare in strada Marosticana e abbiamo visto che in 7 casi sono stati superati i limiti di velocità. Tra le cause principali dei sinistri rilevati dagli agenti risulta la perdita del controllo del mezzo, le mancate precedenze o i cambiamenti di direzione, tutte riconducibili al comune denominatore, spiegano dal comando di strada Soccorso Soccorsetto, della distrazione, di cui l'appello ad una maggiore attenzione in strada. Stiamo attenti perché è incredibile che nonostante le nostre auto siano sempre più sicure, frenino sempre meglio, in condizioni di sempre maggior sicurezza, gli incidenti, in particolare quelli mortali, continuano ad aumentare. Un aggiornamento di cronaca da Valeggio sul Mincio, siamo a Verona, vediamo da Verona sera, si ferisce il collo con una troncatrice, viene portato d'urgenza in ospedale, l'infortunio questa mattina a Valeggio sul Mincio, sul posto il personale 118 con l'ambulanza e elicottero. L'operaio in gravi condizioni perché appunto il luogo della ferita, il collo, ovviamente è molto delicata come zona e con un profondo taglio è stato portato in ospedale. Purtroppo anche quella degli infortuni sul lavoro è una piaga che non accenna a diminuire, come sta diventando davvero un pericolo, sta diventando una piaga anche quella dei piccoli a rischio annegamento. A Bibione ieri il secondo caso in pochi giorni di un bimbo che ha rischiato di annegare sempre appunto nella zona di Bibione.
Si allunga la scia di incidenti in mare a Bibione. Un bambino di 3 anni ha rischiato nelle scorse ore di annegare ed è stato recuperato dall'assistente bagnante mentre si trovava in arresto cardiorespiratorio. Dopo le manovre di rianimazione è stato ritrasportato all'ospedale di Padova, dove ha ripreso a respirare autonomamente ed è ora fuori pericolo di vita. Solo nella giornata di lunedì, invece, un altro bambino di 5 anni era stato rianimato dopo una grave sindrome da annegamento. È ancora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono in miglioramento e non sarebbe più in pericolo di vita. 2 episodi ravvicinati che hanno spinto il presidente del Sindacato Italiano Balneari del Veneto, Lorenzo Braida, a lanciare un appello. Da tempo succedeva che non ci fossero 2 eventi così ravvicinati riguardanti delle creature di 5 anni, insomma. Questo ci fa pensare che l'approccio del nuovo turismo, diciamo, che si sta affacciando sulla costa adriatica sia diverso rispetto allo scorso anno. I mercati di provenienza fanno riferimento al mercato tedesco, ma le famiglie di fatto, pur arrivando dalla Germania, hanno origini diverse. Questo fa sì che abbiano anche un approccio diverso con l'acqua. Non sono sicuramente abituati al mare. I genitori purtroppo si fidano delle possibilità dei bambini che magari vanno in difficoltà, la gente è tanta, non ci si accorge, è un bambino piccolo, sta presto ad andare in arresto cardiaco, bevono e ci si accorge che è già tardi. E tante volte i bambini sono in acqua e i genitori stanno a scrollare il telefono sotto l'ombrellone. Quindi siamo molto, molto attivi, molto attenti, ma anche molto preoccupati. Sul doppio salvataggio è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha elogiato la professionalità e la prontezza dell'assistente bagnante, sottolineando il ruolo decisivo delle prime manovre di rianimazione. Un ringraziamento anche alla macchina dei soccorsi, dal SUEM 118 all'ospedale di Padova, definita dal governatore una catena salvavita capace di fare la differenza. La Procura di Vicenza invece ha aperto un fascicolo sulla morte del 19enne in piscina a Montecchio Precalcino, una tragedia che ha scosso tutta la comunità. In segno di rispetto e dolore la piscina oggi rimane chiusa. È quanto scritto sul foglio affisso all'esterno del cancello dell'impianto in via Venezia a Montecchio Precalcino, dove è avvenuta la tragedia. Leonardo Cortese, 19 anni, nativo di Rovereto, è morto dopo essersi tuffato nella piscina più grande di questa struttura, oggi deserta. Un silenzio assordante dopo le urla di ieri, le prime quelle dell'amico con cui Leonardo sempre stesse gareggiando per gioco in una prova di apnea. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo una volta ripescato il corpo e la corsa disperata all'ospedale in eliambulanza fino al pronto soccorso di Vicenza. Con l'intervento dei carabinieri di Thiene, la procura ha disposto l'apertura di un fascicolo di indagine per omicidio colposo contro ignoti. Il pubblico ministero Hans Rödrich Blattner è giunto sul posto per verificare il contesto in cui è avvenuto il dramma. Leonardo sembra avesse attraversato l'intera vasca sott'acqua dopo essersi tuffato, poi un malore o un altro evento gli ha impedito di riemergere. Per accertare la causa esatta della morte sarà necessaria l'autopsia, la cui autorizzazione ufficiale è attesa a breve. Resta il dolore e lo sgomento per gli amici e i familiari di Leonardo, scomparso in un contesto gioioso e rilassato dopo essersi diplomato al liceo scientifico Galileo Galilei di Trento, dove risiedeva. Si trovava in vacanza in zona da alcuni parenti che risiedono a Villa Verla. Il dolore a nome della comunità di Montecchio Precalcino espresso dal sindaco. Una piscina gestita da privati, in questo momento appunto le autorità stanno facendo le indagini, ma a quanto ho preso insomma si tratta di una morte naturale, di un arresto cardiaco. Purtroppo quando accadono questi fatti le parole da dire sono veramente poche, se non che da parte mia e da parte di tutta la comunità di Montecchio ci stringiamo attorno ai familiari di questo ragazzo che è venuto a mancare in modo così improvviso in un momento di serenità. E adesso parliamo del caldo, perché la Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino mantenendo anche per la giornata di oggi e per tutta quella di domani l'allerta gialla. Oggi pomeriggio è prevista instabilità in montagna con possibilità contenuta o molto bassa di fenomeni intensi. Domani l'instabilità sarà dal pomeriggio sera con possibili rovescio temporali
sparsi a partire dalla montagna e in parziale estensione alla pianura, con possibilità generalmente contenuta di fenomeni intensi, quindi ci potrà essere qualche temporale, ma come sappiamo non servirà a togliere l'ondata di calore. Per questo l'allerta gialla resta. Ci sono stati anche ieri numerosi interventi a Valdagno, il più grave nel Vicentino, dove una novantenne è rimasta stroncata dal caldo mentre in un campo raccoglieva delle patate. A Preganzoli invece un 83enne è stato soccorso per un forte malore, proprio come nel caso di Valdagno, mentre lavorava nell'orto, e quindi continuano anche gli interventi, anche perché appunto ci sono persone che continuano, anche anziane purtroppo, e quindi considerate fragili, ad uscire nelle ore meno indicate, addirittura a lavorare nelle ore meno indicate, soprattutto negli orti. E dunque continua l'allerta. Ieri peraltro abbiamo raccontato anche della nebbia d'agosto dovuta alla forte umidità. Continua l'allerta del caldo. Non sappiamo se sia stato il caldo a stroncare la vita a un 68enne di Cornuda, che è stato trovato senza vita dopo 4 giorni in casa. È un dramma, come spesso accade, della solitudine. Conoscevo molto bene Luciano, è una persona nota in paese, ha sempre frequentato il paese. Non si avevano più notizie di lui da sabato mattina. È stato trovato senza vita Luciano Marini, 68 anni, da sempre residente a Cornuda. A coglierlo un arresto cardiaco fatale. Abitava nella palazzina popolare di Via Verdi. L'allarme lanciato dai vicini intorno alle 11 del mattino a causa del forte odore nell'androne. Una vita sregolata, fatta di alti e bassi, e per questo seguito da tempo dai servizi sociali del paese. Negli ultimi anni aveva trovato un suo equilibrio, una sua stabilità, e quindi lo si trovava anche in giro a chiacchierare piacevolmente nei locali. È un grande appassionato di calcio, tante volte lo trovavamo a vedere le partite del nostro calcio amatori, quindi una persona assolutamente tranquilla. Un dramma della solitudine, quello di Cornuda, una rete sociale che non ha funzionato. Il ritrovamento dopo 4 giorni. I vigili del fuoco, una volta arrivati alla palazzina di Via Verdi, hanno sfondato la porta d'ingresso trovando il corpo senza vita del pensionato. L'uomo viveva da solo, non era sposato e trascorreva le giornate facendo lavoretti saltuari in paese. Sicuramente non ha potuto contare su un supporto così familiare, soprattutto magari in questi periodi in cui magari con l'età avanzavano anche qualche difficoltà così fisica, di salute, e noi eravamo invece sempre molto presenti con i servizi sociali, col banco alimentare, con tutta una serie di servizi a supporto. È sicuramente un dispiacere quando manca una persona che comunque si conosce da tanti anni, colpisce. E poi la morte del sindaco di Gorgo al Monticano, Firmino Vettori, aveva 66 anni. La politica trevigiana è non solo in lutto per questa scomparsa. Una notizia che ci ha scosso. È sconvolto Dimitri Coin, così come i militanti e gli esponenti della Lega, per la morte inaspettata del sindaco di Gorgo al Monticano, Firmino Vettori. Una notizia arrivata all'improvviso. Il primo cittadino 3 settimane fa si era sottoposto a Milano ad un delicato intervento chirurgico per una grave malattia. Il decorso post-operatorio sembrava procedere nel modo migliore, al punto che nelle prossime ore sarebbe stato previsto il trasferimento all'ospedale di Motta di Livenza per la riabilitazione. Poi, in mattinata, intorno alle 12, un malore e la situazione è precipitata fino al decesso. Ci lascia tutti senza parole. Sapevamo che stava attraversando un momento non semplice, ma mi dice anche chi lo ha sentito proprio nei giorni scorsi che insomma era in attesa di andare a fare riabilitazione a Motta di Livenza, quindi di fatto una sorpresa un po' per tutti. Vettori, classe 1959, era nato a Gorgo al Monticano, paese in cui ha sempre vissuto e al quale ha dedicato anche il suo impegno politico. Sindaco dal 2004 al 2014, poi vice sindaco nel 2017, consigliere provinciale e ancora sindaco nell'ultima tornata elettorale del 2024. In quell'occasione scese in campo contro la sindaca uscente Giannina Cover, appoggiato da Fratelli d'Italia
l'Italia, una scelta condivisa con la Lega di cui ha sempre fatto parte. Nel corso del suo secondo mandato visse l'orrore del duplice omicidio dei coniugi Pellicciardi, barbaramente uccisi nella loro abitazione da 3 uomini. Non smise mai, sin da quel terribile giorno, di far sentire la propria vicinanza a Daniele, figlio della coppia, battendosi sempre perché fosse fatta giustizia. La sua determinazione e la sua fermezza, le qualità che da sempre gli sono riconosciute. Ci lascia la forza, la decisione, la grinta, quello che ci ha sempre trasmesso. Io l'ho conosciuto che non ero ancora segretario provinciale, ed ho iniziato appunto ad esserlo nel 2014, quindi parecchi anni fa, ma l'ho sempre visto come un uomo fermo, deciso, integro, e poi quando l'ho conosciuto personalmente questa prima impressione è quella che alla fine ha accompagnato fino ad oggi. Quando ci si vedeva era come essersi lasciati insomma il giorno prima. La franchezza che lo ha sempre accompagnato era quella che te lo faceva ritrovare esattamente come l'ultimo momento. Vettori lascia la moglie, 3 figlie e 2 nipoti. Ci mancherà non solo come amministratore, dice Coin. Perdiamo prima di tutto un amico. Torniamo a parlare adesso di emergenza idrica. Abbiamo parlato del calore, abbiamo parlato dell'allerta gialla che è stata diramata dalla Protezione Civile regionale, perché continua, lo sappiamo, il problema del calore e del caldo che attanaglia anche la nostra regione. Nel frattempo il Consiglio dei Ministri oggi ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per 12 mesi in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto in tutto il territorio del Veneto, con uno stanziamento di 3.550.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Quindi una deliberazione di questa mattina del Consiglio dei Ministri. E allora parliamo di emergenza idrica che riguarda, sappiamo, anche e molto l'area del Bellunese, con pochi giorni a disposizione davvero per le riserve. Poi, se continua questa situazione, davvero lo scenario sarà critico. Ce ne parla Fabio Fioravanti con Stefano Bozzi. Crisi idrica non è un problema soltanto della pianura, ma si verifica anche in montagna. Nel Bellunese alcuni comuni più in crisi degli altri. A Belluno un'ordinanza del sindaco, ma parliamo con chi l'acqua la gestisce. Com'è la situazione? La situazione possiamo considerarla pari a quella del 2022. Il 2022 è stato un anno molto siccitoso, è stato per noi un'esperienza molto importante, perché è quella che ha avuto i minimi storici da quando SIB, prima GSP, gestisce il servizio idrico integrato, e quindi è stato l'anno proprio di difficoltà. Quindi le portate, quelle alla sorgente, sono paragonabili a quelle del 2022. È chiaro che dal 2022, con l'esperienza del 2022, abbiamo fatto molti interventi soprattutto sulla misura dell'acqua e la costruzione dei distretti su dove poter gestire e controllare l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. Ecco. Lei ci ha detto che siamo in una situazione di giallo, quindi per fortuna ancora non di grave difficoltà. Quanto è importante il comportamento responsabile dei cittadini nell'utilizzo dell'acqua potabile? Questo è fondamentale, perché abbiamo il giallo, vuol dire che siamo già in difficoltà, ma il gestore riesce ancora con delle manovre per equilibrare i vari sistemi acquedottistici e interconnetterli con quelli che magari hanno ancora risorsa alle spalle. Il cittadino è fondamentale che abbia un comportamento di buon padre di famiglia, e non si abbia uno spreco, soprattutto durante il giorno, in cui si possono buone pratiche sono il non lavare le macchine quando non serve, piuttosto che innaffiare gli orti, i prati, tutte le villette, abbiamo i prati inglesi ormai durante il giorno, ma si tende a limitare questi sprechi, soprattutto nel momento in cui c'è il massimo consumo. Per fortuna non ci sono ancora zone senza acqua,
E lei ha detto che però un termometro, tra virgolette, un qualcosa di percepibile da tutti è il fatto che abbiamo 3.000 fontane. Sì, non proprio 3.000, siamo tra le 2.000 e 2.500 fontane. Stiamo monitorando anche quelle. Da un paio d'anni i comuni hanno passato, a parte 2 comuni, tutti gli altri hanno passato le fontane in gestione a SIB, e quindi noi le monitoriamo, le abbiamo in gran parte installato anche i misuratori di portata e abbiamo installato anche i rubinetti. Quindi la buona pratica è aprire e chiudere le fontane con un rubinetti. È chiaro che ci sono delle fontane ornamentali, fontane che hanno una sua storia e anche una questione, un aspetto turistico, che facciamo fatica a chiuderle, parlo quelle dei centri storici, dei centri storici. Quindi sì, noi faremo di tutto per il modo di chiudere queste fontane e soprattutto installare il rubinetto su tutte le fontane dove è possibile, perché su certe fontane non è possibile installare il rubinetto. Un'ultima cosa, nel territorio servito da SIB, qual è la zona più in difficoltà e quella invece che sta meglio, giusto per fare i due poli opposti? Beh, allora, siamo in difficoltà ormai da diverse settimane nella zona di Arsie. La zona di Arsie, sia la zona lago che la zona di Arsie è in difficoltà. Stiamo lavorando per interconnettere dei due diversi sistemi per portare l'acqua tra un sistema all'altro, però là abbiamo già utilizzato anche diverse volte le autobotti per riempire i serbatoi. Diciamo che Arsie è il più attenzionato in questo momento. E invece quello che non desta preoccupazione, che vi lascia tranquilli? Allora, non c'è nessuno che non ci lascia tranquilli. Diciamo che la parte alta della provincia, forse coi temporali estivi, coi temporali che passano velocemente anche la sera, sta soffrendo meno. Quindi direi che la parte alta è quella meno soggetta in questo momento a avere difficoltà. Ultima cosa, se non piove il sistema regge per quanto? Questa è una bella domanda che non so rispondere. E noi abbiamo una previsione, diciamo che a 10 giorni ancora non dovrebbe cambiare, però ci sono delle situazioni che abbiamo visto che possono ancora da un momento all'altro precipitare. Quindi io spero proprio che ci sia un po' di pioggia che possa garantire almeno di passare indenni il Ferragosto, perché il problema anche nostro come provincia è la provincia che poi nel periodo di Ferragosto, nel periodo di 10 giorni di Ferragosto, si riempiono tutte le seconde case, si riempiono tutti gli alberghi e quindi c'è un accumulo anche di utenza molto maggiore che non durante l'anno normalmente, insomma. Quindi questo è un altro problema, perché dobbiamo garantire un servizio, perché se siamo anche una provincia turistica facciamo di tutto e faremo di tutto per garantire un servizio anche al maggior afflusso di persone. Questo accade nel Bellunese, nel frattempo anche nella Marca trevigiana l'emergenza siccità è ormai forte, ATS lancia l'allarme, le sorgenti sono in forte sofferenza, tutto questo mentre 200 agricoltori trevigiani sono già stati multati dal consorzio di bonifica Piave per aver prelevato acqua fuori dai turni assegnati con sanzioni fino a 500 euro. Anche l'acqua è diventato di fatto un bene preziosissimo. Si aggrava l'emergenza siccità nel territorio gestito da Alto Trevigiano Servizi. Il perdurare dell'assenza di precipitazioni e le alte temperature stanno riducendo in modo significativo la disponibilità di acqua nelle sorgenti e nei pozzi. I numeri fotografano una situazione sempre più critica. La sorgente del Tegorzo a Schievenin ha visto la propria portata dimezzarsi passando da 240 a 120 litri al secondo. La sorgente Fium invece si è completamente esaurita scendendo da 600 litri al secondo a 0. In forte calo anche l'apporto proveniente dall'area bellunese, passato da 70 a soli 10 litri al secondo, oggi sufficiente ad alimentare esclusivamente la frazione di Vas nel comune di Setteville. Sorvegliate speciali anche le malghe, per cui ATS si sta adoperando per far arrivare approvvigionamenti idrici. Abbiamo anche invitato i sindaci a controllare che non ci siano utilizzi dell'acqua della rete acquedottistica per le colture agricole intensive. Ma noi stiamo facendo un monitoraggio su questo, in modo tale da verificare che non venga utilizzata l'acqua di acquedotto per le colture agricole intensive.
L'invito all'uso parsimonioso dell'acqua da parte di ATS si estende alle amministrazioni, invitando i cittadini a limitare gli usi non essenziali dell'acqua potabile, in particolare di giardini, orti e colture estese. E così, dopo l'allerta diramata dalla Regione Veneto per la siccità, i comuni del Trevigiano alla Spicciolata stanno emettendo ordinanze antispreco. Da Tarso a Susegana fino a Vittorio Veneto, l'appello della sindaca Balliana. Ogni gesto di risparmio può contribuire a garantire una risorsa fondamentale per tutti. E intanto, mentre c'è questa emergenza idrica e mentre, lo ribadiamo, continua l'ondata di calore, l'allerta gialla, c'è chi ad esempio a Solagna, in Valbrenta, questa mattina in queste ore non può usare la corrente elettrica, sto pensando ad esempio ai condizionatori e ai ventilatori, perché ci sono dei lavori e ovviamente i disagi sono per i residenti, per i negozi, per le attività produttive ferme. Ci spiega tutto Monica Smiderle. Vai. Siamo a Solagna con il sindaco Stefano Bertoncello. Oggi 8 ore di stacco di corrente, c'è un intero paese senza energia elettrica. Insomma, considerate anche le temperature di questi giorni, sarà una giornata difficile per Solagna, sindaco. Sì, sarà una giornata difficile, era un lavoro programmato che andava fatto, è un lavoro Enel, ovviamente non è un lavoro del comune, è un lavoro però che ci permetterà di avere un paio di chilometri di linea interrata e quindi di media tensione, e quindi ci toglieranno una decina di tralicci, che per noi comunque è una cosa importante. Poi in più ovviamente verranno anche asfaltate tutte le strade dove c'è stato fatto questo lavoro. Capisco che è ovviamente un bel problema, specialmente di questi giorni che abbiamo le temperature molto alte, ma questo noi non potevamo prevederlo, che oggi e che in questi giorni, perché è un lavoro ovviamente programmato qualche giorno fa, qualche settimana fa, andava fatto, e quindi chiediamo a tutti di portare un po' di pazienza. Non saranno le 8 ore per cui abbiamo scritto, insomma, perché quelle sono il tempo massimo, ma io presumo che poi alla fine sarà un lavoro di 4 o 5 ore. Come si è organizzata la gente e poi anche le attività produttive, ovviamente? Allora, sono stati tutti avvisati per tempo, ovviamente, quindi qualche attività ha chiuso, ne ha approfittato per fare una mezza giornata di ferie, e qualcuno con dei gruppi, insomma, è riuscito a fare lo stesso. Quindi penso che poi alla fine, insomma, ripeto, il disagio sarà della mezza giornata, non di più. C'è anche una casa di riposo, è stata messa comunque in, tra virgolette, sicurezza con un gruppo elettronico. Assolutamente sì, c'è il gruppo elettrogeno, loro comunque ce l'hanno, anche il gruppo di continuità, in modo tale, perché potrebbe succedere un guasto in qualsiasi momento, quindi indipendentemente da oggi, quindi no, la casa di riposo è stata avvisata ancora giorni fa per tempo, e quindi non ho notizie di disguidi finora. Senta sindaco, gli operai stanno lavorando, li vedete alle nostre spalle, la previsione è di un ritorno della corrente per le 16 di oggi. Allora, sulla carta sì, quello è il tempo massimo. Loro dicono che se non ci sono problemi sembra che non ci siano problemi, e quindi io penso che nel primo pomeriggio l'energia elettrica ritorni. Allora staremo a vedere, ovviamente vigileremo sulla situazione. Subito dopo la pubblicità che adesso mandiamo torneremo a parlare del lavoro nel veneziano, 2 vicende diverse, la Speedline e il Mose, 2 esiti diversi in questo momento. A fra poco. Svolta storica per lo stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala. I lavoratori hanno approvato l'intesa con il gruppo torinese Sigit con una maggioranza schiacciante di oltre il 90% dei voti favorevoli decisi durante le 3 ore e mezza di assemblea sindacale. Quindi adesso i prossimi passi saranno di capire e gestire tutto il passaggio nei prossimi mesi, quindi circa a metà settembre, quando verrà costituita la nuova società dove dovranno confluire tutte le lavoratrici e i lavoratori che oggi sono in amministrazione straordinaria. L'accordo mette definitivamente la parola fine a una complessa vertenza durata 4 anni. Nonostante alcune dolorose rinunce sul fronte salariale, la priorità assoluta è stata data alla continuità industriale del territorio e alle famiglie dei lavoratori e lavoratrici dello stabilimento salese.
Il primo obiettivo era quello di mantenere il presidio industriale a Santa Maria di Sala e questo siamo riusciti a farlo, nel senso che la sede e il sito produttivo rimarranno là, le produzioni continueranno a rimanere lì. Il secondo tema riguardava quello occupazionale. Siamo partiti da un limite di 160 lavoratrici e lavoratori che dovevano passare e nella discussione siamo riusciti ad arrivare a portare di là quasi l'intera occupazione, quindi 202 lavoratori. Il terzo punto era quello che afferisce al tema del taglio del costo del lavoro. Anche qui abbiamo dovuto fare delle rinunce, i lavoratori hanno dovuto fare delle rinunce, ma rispetto a come eravamo partiti, ovvero un taglio molto importante che rasentava più del 20% del salario, siamo riusciti ad abbassarlo in maniera significativa e quindi a mantenere alcune voci importanti nella busta paga delle lavoratrici e dei lavoratori. Il piano di reindustrializzazione garantisce infatti il salvataggio dello stabilimento con la salvaguardia dei posti di lavoro, segnando il riscatto per una delle più importanti realtà del comparto automotive veneziano. Ora il lavoro che dovremmo fare sarà quello di monitorare, che è quello che abbiamo ottenuto nei prossimi mesi, lo faremo trimestralmente, l'attivazione del piano industriale che ha presentato Sigit e dall'altra parte al tempo stesso monitorare il fatto che nell'arco dei prossimi mesi e del prossimo anno si possa provare a riconquistare tutti quegli istituti, quelle indennità che andavano a valorizzare il salario e la dignità dei lavoratori di Speedlink e che in qualche modo in quota a parte abbiamo perso. Soddisfazione da parte dei sindacati che parlano di una vittoria delle responsabilità che permette alla storica fabbrica di Cerchi in Lega di ripartire. Io credo che adesso si veda una piccola luce in fondo al tunnel. Non è pensabile che si arrivi a licenziamenti e che siano ancora una volta i lavoratori a pagare il prezzo di una crisi che non hanno determinato. CGIL e CISL-UIL respingono con fermezza l'ipotesi di 25-30 esuberi complessivi tra Consorzio Venezia Nuova e Tethys nell'ambito della crisi del sistema MOSE. La posizione è stata ribadita con forza nel corso di un tavolo di confronto tecnico a Veneto Lavoro con la partecipazione della Direzione Lavoro Regionale, del Comune di Venezia, dell'Autorità per la Laguna di Venezia, dei rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova. Da troppo tempo discutiamo di soluzioni, senza vedere un piano concreto. Per questo abbiamo detto chiaramente che per noi il tavolo di settembre è l'ultimo disponibile. Il tempo è scaduto e gli servono chiaramente soluzioni, piani concreti per dare una risposta occupazionale a tutte e tutti. Senza questo è evidente che la mobilitazione sarà inevitabile. Non è possibile che questo percorso, la nascita dell'Autorità per la Laguna, si traduca proprio a Venezia in licenziamenti di lavoratrici e lavoratori. I sindacati hanno chiesto e ottenuto che il tavolo con la Regione e il Comune diventi il luogo in cui creare le condizioni possibili perché si arrivi all'obiettivo zero esuberi e si armonizzino i tempi tra le varie procedure. C'è un dato dal quale partire. Per Tethys, che è la società della Galassia MOSE in composizione negoziata, sono state presentate 4 offerte di acquisto vincolante. È un piccolo passo avanti perché rischiavamo di averne 0, ma non è sufficiente perché con le offerte ricevute rischiamo di avere 20-25 esuberi. Le prossime settimane sono decisive, bisognerà lavorare per allargare il perimetro sia economico che occupazionale di queste offerte, in modo da arrivare a quell'obiettivo di 0 esuberi che secondo noi è ancora raggiungibile. Da Cabalbi, il vicepresidente del Veneto con delega al lavoro Luca Spavanetto ha confermato la volontà di mettere in campo gli strumenti regionali disponibili per l'occupazione che dovessero essere richiesti a supporto delle soluzioni che saranno individuate. Definendo i circa 25 esuberi un numero provvisorio di fronte all'obiettivo condiviso di ridurlo a 0, l'assessore regionale allo sviluppo economico Massimo Bitonci ha comunque sottolineato che la riorganizzazione delle aziende del sistema MOSE è una vicenda complessa sulla quale la Regione non ha competenza istituzionale diretta. A Cafarsetti il consigliere Nicola Pellicani ha presentato con il gruppo del Partito Democratico un'interrogazione al sindaco che chiede un confronto in Consiglio Comunale attraverso un'audizione urgente con tutte le parti interessate. Per Pellicani non è possibile che il Consiglio Comunale di Venezia, che negli anni in questa vicenda ha sempre svolto un ruolo da protagonista, adesso resti completamente escluso dal confronto. Queste dunque le due facce del lavoro, da una parte la Speedline, le buone notizie, dall'altra invece le cattive per il MOSE. Cambiamo argomento, invece una buona notizia dalla nostra emittente: era stato lanciato l'appello per dei fondi per un intervento di cataratta a una cagnolina.
È stata chiusa velocemente questa raccolta fondi grazie al sostegno di tanti che hanno chiamato. Sono stati giorni brevi, intensi e pieni di generosità, e quindi vorrei ringraziare con tutto il cuore a tutti quelli che ci hanno aiutato per Emi. Domenica nei nostri telegiornali avevamo lanciato l'appello di Olimpia, proprietaria di Emi, una Jack Russell di 7 anni con un problema di cataratta che rischia la cecità se non verrà sottoposta ad un intervento. La sua padrona aveva spiegato di essere in cassa integrazione e di avere difficoltà a coprire completamente le spese per l'operazione, 1.750 euro oltre ai costi dei medicinali. Da qui l'idea, insieme alla figlia che l'ha aiutata con la piattaforma, di lanciare una raccolta fondi online. Gli appelli sui social e l'intervista alla nostra emittente hanno smosso gli animi di molti in una gara di solidarietà che ha portato in pochi giorni a chiudere la raccolta per aver raggiunto la cifra necessaria. Hanno condiviso tutta la loro generosità con noi e ci hanno dato tanto sostegno, quindi hanno dimostrato tanta solidarietà. E quindi l'amore, che con l'amore possono davvero si fa la differenza. Quindi hanno capito che Emi per noi è famiglia. Dalle amiche Maria Rosa e Lina, dal fratello alla cognata al nipote, tanti coloro che hanno voluto donare anche in anonimato. In particolar modo il signor Walter, che ha dato proprio un aiuto concreto, è quello che ci ha fatto chiudere il cerchio. E proprio il signor Walter ha contattato tramite noi Olimpia dopo aver visto il servizio su Antenna 3. Ancora in queste ore in redazione stanno arrivando mail e telefonate di cittadini che vorrebbero aiutare Emi, ma i 650 euro arrivati tramite la raccolta online e altri 1.300 donati direttamente alla famiglia permetteranno giovedì di operare la cagnolina. Poi se ci dovesse rimanere quel piccola parte le utilizzeremo sempre per la nostra cagnolina. Per le medicine? Sì, i colliri, medicine. Una gara di solidarietà che Olimpia non si sarebbe mai aspettata. È stato anche un input per me, per avere più fiducia negli altri. Un imprenditore storico non solo per la sua attività che continua, ma anche per aver portato il basket, la pallacanestro a Treviso nell'era pre-Benetton, il ricordo delle figlie di Aldo Bordignon, mancato a 94 anni. Papà era una persona speciale innanzitutto, una persona che amava moltissimo la sua famiglia, che ci ha lasciato un bagaglio enorme, un esempio di resilienza, di amore, di dedizione e anche di grande etica. Ci sono imprenditori che non solo costruiscono aziende ma anche sogni, come Aldo Bordignon, mancato all'ospedale di Castelfranco a 94 anni. Con il marchio di intimo femminile Liberty ha legato il suo nome ad una delle pagine più belle dello sport cittadino, portando in soli 3 anni la pallacanestro Treviso dalla Serie B alla Serie A1 prima di lasciarla nelle mani dei Benetton. Per lui non erano dipendenti ma erano una famiglia. Io mi ricorderò sempre che ogni volta che qualcuno aveva qualche problema lui prendeva la macchina, andava a casa della persona, specialmente in caso di morte di un genitore o di malattia. Lui era il primo che lasciava tutto e andava a confortare. Battagliero, visionario, ironico e super sportivo, ancora sugli sci a 87 anni, capace di guardare un passo oltre, il carattere tenace, l'entusiasmo inesauribile, la voglia di mettersi continuamente in gioco. Io con lui mi sono proprio tanto divertita e per me è stata una guida bellissima, di voglia di vivere, di tenacia, di non mollare mai. Grazie papà. Io ricordo con amore estremo le nostre vacanze mitiche a Milano Marittima che facevamo i 10 giorni all'anno. Il lavoro era sacro, ma quei 10 giorni era un tesoro che lui ci regalava, ma incredibile, altro che vacanze, corsa, poi facevamo le partite a tennis sotto il sole a mezzogiorno, poi le sabbiature a luna che erano tutti là a vedere che non succedesse niente, le grandi nuotate che lui ci portava al largo e noi dovevamo lì essere attenti a lui e fargli compagnia perché non bisognava mai mollare. È l'unico uomo che si svegliava la mattina del mio compleanno, del mio nomastico, veniva a casa mia a svegliarmi con una rosa in mano e è il mio migliore amico, lo sarà per sempre, è il mio confidente,
il mio fidato, la persona che mi dava i consigli mi chiedeva sempre: ma se tu avessi bisogno di un consiglio verresti a chiederlo al nonno? E io lo chiederei in questa e in tutte le altre vite. I funerali si svolgeranno il 6 agosto alle 10:30 nella chiesa di San Vito d'Altivole. Chiudiamo con una nota di ARPAV, è il bilancio, il rapporto mensile di ARPAV sul caldo. Bene, luglio 2026 è stato il quarto mese di luglio più caldo in Veneto dall'avvio della rete di stazioni meteorologiche di ARPAV nel 1991, con un'anomalia termica di più 2,1 gradi rispetto alla norma 91-2020. Il bimestre giugno-luglio è il secondo più caldo almeno dal 1991. Il mese di luglio ha registrato 2 ondate di calore, la seconda è ancora in corso e sono stati polverizzati numerosi record, 45 record decadali per le temperature massime, con punte di 39,2 gradi a Castelfranco e Trebaseleghe, nuovo record assoluto per quest'ultima, e 38,9 gradi a Cittadella, temperature eccezionali anche in montagna. A Costalta, frazione di San Pietro di Cadore, a 1232 metri si sono registrati 32,4 gradi. Sulle Dolomiti il caldo ha accelerato la fusione dei ghiacciai e il degrado del permafrost. Sul Piz-Boé lo strato attivo ha raggiunto 7,4 metri di profondità, 2,9 metri in più rispetto alla media 2011-2015. E quindi questa è la situazione che stiamo affrontando e che dovremo affrontare anche nelle prossime settimane. Vi lascio al meteo, poi a Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, poi alle 16:15 il film drammatico alle 5 della sera. Arrivederci.